È lunedì 12 gennaio, ben trovati ad Anteprima Corner. Siamo qui per fare il punto di quello che è stato il fine settimana calcistico per le formazioni siciliane. Parleremo di Catania, parleremo di Palermo, ma anche di Trapani e Siracusa. Cominceremo come sempre dal Catania, ma prima ancora permettetemi di salutare Alessandro Vagliasindi. Grazie Alessandro. Buon pomeriggio. Parleremo di Catania con te adesso, con il supporto anche della grafica. Andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata, una giornata certamente che va in archivio in maniera positiva per il Catania, al di là di come finirà poi stasera la partita della Salernitana. Il Catania chiuderà comunque la giornata numero 21 in testa al girone C, sia pure chiaramente assieme anche al Benevento, ma vedremo fra non molto. Tra l'altro c'è un posticipo stasera molto interessante che riguarda l'alta classifica, quindi il Catania può capitalizzare ancora meglio la vittoria di ieri, perché guadagnerà o su una delle due squadre, Salernitana o Cosenza, o su tutte e due qualora la classifica in questo momento finisse in parità la partita della Rechi. Allora, questa è la classifica con il Catania e Benevento che sono appaiati a 45, poi segue la Casertana a 39, la Salernitana a 38, il Cosenza a 36, Monopoli 33, che è il prossimo avversario fra le altre cose del Catania, Crotone 28 assieme al Cerignola e al Casarano, Potenza 26 punti, Atalanta Under 23-25, il Sorrento a 24, l'Altamura 23 punti, Latina 22, Siracusa 21, stessi punti della Cavese, resta fuori nonostante la sconfitta di ieri dalla zona play-out il Siracusa, che però attende una penalizzazione. Il Trapani, che ha già subito 2 penalizzazioni a 19 assieme al Foggia, poi Giuliano a 16 punti, chiude il Picerno a 15. Adesso parliamo di Catania. Alessandro, non abbiamo visto i risultati, però se riusciamo anche mentre parliamo a vedere il quadro di quello che è successo nella giornata di ieri e non solo, per capire quanto è stato importante, fra virgolette, diciamo, questo mezzo passo falso fatto dal Benevento per restituire un po' quello che ha fatto il Catania sul campo del Foggia. Ieri è successo al Benevento. Dicevamo allora un Catania che riconquista, alla luce dei risultati maturati ieri, la prima posizione assieme al Benevento fermato dalla Casertana. Gli altri risultati, per sottolineare soltanto quelli che riguardano le siciliane, abbiamo detto del Monopoli che ha battuto il Siracusa 1-0, che il Monopoli è il prossimo avversario del Catania, e poi la sconfitta del Trapani sul campo del Latina. Parliamo di Catania adesso perché quella di ieri non è stata una partita facile, sulla carta forse poteva sembrarlo, alla fine il Catania l'ha spuntata per la qualità della sua panchina, per l'ampiezza di questa rosa, nonostante le difficoltà di ieri, perché certamente in difesa c'erano parecchie difficoltà, e finalmente ha ritrovato anche il gol, anzi ha trovato per la prima volta il gol di Caturano. Sì, Angelo, io credo che la password della vittoria di ieri si chiami coraggio. Abbiamo più volte da questi schermi invocato, insomma, un maggior coraggio in alcune prestazioni del Catania, a volte per defezioni, a volte per scelte così di tenore diverso a questa parola che abbiamo citato prima. Non abbiamo visto sul campo la volontà di forzare, anche rischiando determinate partite. Ecco, ieri credo che Mimmo Toscano abbia dimostrato grande coraggio, perché ha messo in campo a un certo punto tutta l'artiglieria a sua disposizione, ha fatto delle scelte anche diciamo forti, come il cambio all'intervallo di Francesco Forte con Rolfini, e i fatti poi a conclusione della gara gli hanno dato ragione, perché forse era l'unica strada per avere ragione di questa Cavese, che ha dimostrato di essere avversaria di gamba, con dei principi di gioco abbastanza definiti, e che era riuscita progressivamente a togliere certezze al Catania, che pensava magari di fare meno fatica rispetto a quello che poteva essere il pronostico della vigilia. Ma secondo te quanto hanno inciso alcuni errori sotto porta? Perché nel primo tempo il Catania ha creato tanto, ha avuto tantissime occasioni, soprattutto la prima con Jimenez, che abbiamo già visto. Forse lì la partita
in caso di, nel caso avesse segnato chiaramente, si poteva anche mettere, si sarebbe forse messo in maniera diversa. Non ci sono dubbi, la testimonianza te la dà il fatto che dopo il gol di Di Gennaro, 3 minuti dopo il Catania ha trovato il secondo gol, perché a campo aperto con l'avversaria che è costretta a scoprirsi, il Catania ci va a nozze, quindi è esatto quello che dici, perché se avesse segnato Jimenez, se avesse segnato Casasola sempre nel primo tempo, io credo che il Catania... nel secondo tempo ha avuto una grande Sì, occasione Casasola. assolutamente sì, il Catania avrebbe regolato con maggior facilità la Cavese. Grande merito quello di aver trovato il gol nelle battute finali, una circostanza inedita in questa stagione. E poi lasciami dire, Angelo, ieri sicuramente in copertina ci va, ma non perché sia stato il migliore in campo, ma per l'impatto che ha avuto, ci va Giovanni Bruzzaniti, un ragazzo che ha lasciato intravedere delle qualità indiscutibili. Mi permetto di dire, mi sembra un diamante grezzo, un classe 2000 che finora insomma ha girovagato l'Italia in realtà diciamo più di provincia, e al cospetto della prima partita in una piazza importante è entrato con una personalità e una sfrontatezza che veramente ci ha sorpreso. È andato a un certo punto ad arringare il pubblico della Curva Sud in occasione di un calcio d'angolo, quando ancora il punteggio era sullo 0-0, ha tolto ad ausilio la punizione da cui è nato il gol di Di Gennaro. Personalità, ma poi ha un piede insomma non indifferente, una velocità non indifferente, perché 2 o 3 volte ha sgasato sulla fascia lasciando sul posto il diretto avversario, e anche la lucidità di indirizzare il pallone con i tempi giusti per i 2 gol. Quindi assolutamente questo è un ragazzo che tornerà molto utile. Proprio la scheda. Sì, è il top del match per noi, non è il migliore in campo in termini di pagelle, lo vedremo stasera, però stiamo parlando di un 2000 che fino a insomma 2 settimane fa giocava col Pineto, che ha già messo a referto in questa stagione 9 gol e 7 assist col Pineto, più 2 assist ieri col Catania, quindi 9 gol e 9 assist in mezzo campionato sostanzialmente. È un profilo di cui già parlavamo nel mese di gennaio scorso a Corner, ve lo ricordate? Vi avevamo detto che il Catania aveva messo nel mirino questo talento, c'era tornato la scorsa estate, ma non c'erano le condizioni per chiudere l'operazione. Con perseveranza il Catania ha bruciato la concorrenza, perché aveva tanti estimatori anche in Serie B, e lo ha portato a casa senza aver speso cifre esorbitanti, 500.000 euro. Lo ha contrattualizzato per un lungo periodo, perché il suo contratto scade il 30 giugno 2029, e si è messo dentro un profilo che va benissimo per la Serie C, ma se dovesse essere l'anno prossimo un campionato diverso per quanto riguarda il Catania, credo che lui possa assolutamente fare la sua bella figura. Alessandro, tra i giocatori di ieri che hanno segnato la partita c'è sicuramente anche Caturano, l'hai detto anche me, abbiamo accennato prima. Sentiamo le sue parole, perché c'è tanta gioia anche nelle dichiarazioni post gara di una liberazione. Ecco, di un attaccante che aveva bisogno di trovare come il pane esattamente questo gol. Sentiamolo. È un gol che aspettavo e aspettavate da tanto, è arrivato, quindi sono molto felice di questo, sono molto felice di aver conquistato i 3 punti e speriamo di farne altri. Il mister comunque tutta la settimana ci tiene sul pezzo, ci tiene diciamo ci tira dentro quel meglio di noi, perché per lui siamo tutti titolari. Ovviamente siamo una rosa molto ampia di giocatori esperti. Ora anche Rolfini è entrato oggi benissimo, c'è stato l'episodio del calcio di rigore, se l'arbitro fischiava il rigore ovviamente batteva lui, perché se lo merita, sta lavorando molto, sta aiutando la squadra, e quindi tutti ci meritiamo quello che stiamo facendo. Nelle parole di Caturano si avverte che c'è questo spirito forte di gruppo.
Sì, Angelo, siamo nel momento cruciale della stagione, avere la disponibilità e l'incisività di tutto il reparto d'attacco può diventare l'argomento forte che può far pendere la bilancia a favore del Catania. Lo abbiamo invocato anche nelle scorse settimane, oltre Forte serviva e servirà un contributo importante in termini realizzativi sia di Caturano che di Rolfini. Se effettivamente la strada intrapresa è questa, perché il gol per Caturano, oltre a costituire una liberazione, sarà un'iniezione di fiducia importantissima. Rolfini, pur non avendo ancora realizzato, dimostra di essere un giocatore che spacca la partita quando entra. Più Bruzzaniti, io credo che effettivamente da tutte queste considerazioni il Catania può trarre un argomento importantissimo nel proseguio della stagione. Allora, non possiamo chiudere questo segmento iniziale di anteprima corner senza, diciamo, delle informazioni indicazioni a latere che riguardano certamente extracampo. Possiamo dire intanto come notizie diciamo di infermeria. Oggi Mario Ierardi ha sostenuto il primo allenamento con la squadra dopo il lungo stop, quindi un rientro importante. Chiaramente bisognerà valutare con il passare dei giorni se potrà già rispondere presente alla convocazione per Monopoli Catania. Un altro motivo di piccola preoccupazione è emerso ieri nel post partita, perché a seguito di uno scontro di gioco Gabriel Lunetta ha avuto una forte contusione alla spalla. Ieri sera sono stati fatti degli accertamenti che hanno escluso insomma, guai seri. Si tratta di una forte botta e forse c'è qualche piccolo risentimento muscolare, ma stiamo parlando della spalla. Quindi verrà tenuto a riposo. La squadra tra l'altro domani si riposerà, riprenderà gli allenamenti mercoledì e quindi probabilmente fino a mercoledì Lunetta starà a riposo e poi verrà rimesso in pista per verificare appunto la sua disponibilità in vista di Monopoli, ma c'è ottimismo in tal senso, quindi pericolo tra virgolette è scampato. Sul fronte mercato possiamo dirvi che il Catania ha chiuso con la San Benedettese per il prestito di Matteo Stoppa, che già oggi pomeriggio lascerà Catania per raggiungere le Marche. È un'operazione in prestito secco, quindi Stoppa completerà la stagione a San Benedetto del Tronto, con un po' di dispiacere perché è un ragazzo veramente esemplare. Nel gruppo era veramente una pedina che ha dato un grande contributo. Fino a ieri, se andate a rivedere le immagini dell'esultanza sul gol di Caturano, è stato tra quelli che è andato lì a fare il capannello per diciamo, salutare con soddisfazione il gol di Caturano. Però evidentemente la stagione ha detto che spazi per lui erano assai ridotti, quindi il Catania ne mantiene la proprietà dandolo in prestito per insomma, rivalorizzarlo e magari poi a fine stagione fare delle ulteriori valutazioni sul suo conto. Il Catania ha inoltre quasi del tutto definito l'operazione Miceli con il Monopoli. Nel fine settimana c'è stata l'accelerazione decisiva, perché il Monopoli, preso atto della volontà del giocatore di accettare la proposta del Catania, chiaramente pur di tenere un giocatore scontento, ha preferito assecondare la volontà di Miceli. Il Monopoli aveva chiesto soltanto una riformulazione delle modalità di pagamento del cartellino, che nell'ammontare complessivo è di 50.000 euro, a fronte di una richiesta iniziale del Monopoli molto più alta. Le parti si sono trovate su questa cifra. Il Monopoli ha chiesto al Catania di modificare leggermente le condizioni di pagamento. Il Catania questa mattina ha secondato appunto questa indicazione del Monopoli, quindi tutto lascia immaginare che nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità. Il Catania ha già predisposto le visite mediche del difensore per la giornata di domani.
giornata, abbiamo detto prima, di riposo per la squadra, affinché mercoledì Miceli possa aggregarsi al gruppo e paradossalmente prepararsi per la gara contro il Monopoli, la sua squadra fino a praticamente oggi, e poi eventualmente contro il Cosenza in casa, la squadra della sua città. Quindi praticamente un inizio particolare per Miceli con il Catania. Per quanto riguarda la questione legata al centrocampista, ci sono delle novità, ve le comunicheremo stasera per insomma entrare maggiormente nel dettaglio. Allora, abbiamo già svelato un po' di operazioni, grazie Alessandro, parleremo di Catania stasera in maniera piuttosto ampia, a partire dalle 20:45 con Corna, versione estesa, parleremo tanto allora anche di mercato. Grazie Alessandro, a più tardi. A voi. Breve sosta, vedo già collegato da Palermo il nostro Marco Gullama, vedo anche collegati a Trapani Franco Camarasana e poi a Siracusa c'è Marco Petrolito. Quindi fra poco ritroveremo i nostri corrispondenti, tutto questo dopo la pubblicità. Allora, torniamo di nuovo insieme, adesso è il momento di parlare di Palermo, parliamo di Serie B, perché per la squadra di Inzaghi si è persa un'altra occasione. Marco, ieri a un certo punto sembrava che la vittoria fosse ormai andata in porto. Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti e a tutti i nostri telespettatori. Diciamo anche che è stato un po' anche il repeat della partita che il Palermo ha giocato con l'Avellino in vantaggio fino a qualche minuto dal triplice fischio, e poi nella cosiddetta zona Cesarini è arrivato il pareggio dell'Avellino. Per certi versi, insomma, la dinamica del gol è sembrata alquanto analoga. Bel gol aveva fatto l'Avellino per il 2-2. Ha fatto ieri il Mantova con Marras per l'1-1. Al di là di questo, il Palermo comunque ha giocato un buon primo tempo, ma peccato perché quando hai delle occasioni e non riesci a fare il 2-0, alla fine ci sta anche che l'avversario comunque rialzi la testa, seppur non abbia fatto una grande partita il Mantova, poi magari azzecchi il tiro della domenica come è stato per ieri e trovi il pareggio. Quindi certamente 2 punti buttati questi per il Palermo, 2 punti persi che a sua volta distanziano ancora di più, lo stiamo vedendo dalla classifica, il Palermo dal primo posto occupato dal Frosinone ma anche dal secondo del Venezia. Vincendo avrebbe avuto il Palermo la possibilità intanto di portarsi a un punto dal Monza e soprattutto seguire un po' la scia delle prime della classe. Ovvio che questa sconfitta non compromette i piani di promozione del Palermo, ma la squadra si deve dare una mossa, perché comunque se vuoi davvero puntare alla promozione diretta devi inanellare una serie di vittorie anche su campi apparentemente semplici alla portata come quello di Mantova, e non farti sorprendere così negli ultimi minuti del match. Quindi Palermo deve certamente cambiare abito. È probabile che magari questa squadra per larghi tratti della gara indossi lo smoking, invece a volte bisogna anche indossare la tuta d'aio, soprattutto in Serie B. Bene, grazie Marco. Allora però vorrei sentire le parole di Inzaghi, perché Inzaghi ieri a fine partita ha detto insomma che la sua squadra ha creato tantissimo, la partita andava chiusa, ma in realtà forse è un problema, Sì. Forse è un problema reale del Palermo che una volta in vantaggio forse si culla un po' troppo. Ci sono state anche delle occasioni importanti, ci sono state queste occasioni, però è mancata forse la necessaria determinazione, ma c'è stata anche la bravura anche del portiere avversario. Sentiamo cosa dice Inzaghi. Insomma, quando vieni fuori casa e fai 16-17 tiri in porta, insomma, di cui 6-7 proprio clamorose, devi chiuderla perché poi il calcio è questo, però ormai guardare indietro, teniamoci la prestazione, sappiamo che queste partite vanno chiuse, bisogna avere più cattiveria, le occasioni le abbiamo avute anche clamorose davanti al portiere. Purtroppo poi è successo quello che nessuno si aspettava. Ci dispiace perché oggi la squadra insomma, si può rimproverare poco se non quello di non averla chiusa. Quando hai 6-7 occasioni del genere devi andare sul 2-0, perché poi anche se non abbiamo mai sofferto un tiro, magari il tiro della domenica, può succedere quello che è successo. Dispiace, però bisogna ripartire, la prestazione è stata fatta, ho chiesto alla squadra di venire qui, comandare, creare, l'hanno fatto. Dispiace, ma
bisogna ripartire subito. Ripartire subito, in che modo? Ma Certamente con una intanto vittoria. dico, sì, quello sì, intanto dico, non sono 16 tiri in porta, il Palermo non ha tirato tutte queste volte in porta, ha avuto importanti, soprattutto nel finale di tempo, le occasioni più nitide le ha avute il Palermo, però è un po' esagerato Inzaghi, probabilmente se avesse avuto tutte queste occasioni staremmo parlando di altro. Però questa squadra pecca appunto anche in cali di concentrazione. La ripartenza è domenica. Domenica al Barbera arriva lo Spezia, una partita in teoria alla portata di questa squadra, considerato che lo Spezia comunque non è che stia facendo questo grande campionato, anzi tutt'altro, è una squadra che comunque imbarca acqua da ogni lato, e quindi probabilmente insomma per il Palermo c'è l'occasione appunto di ripartire e ripartire molto bene, anche perché comunque l'avversario, lo stiamo vedendo, veleggia nella parte bassa della classifica. Però attenzione, perché queste sono partite scorbutiche, partite complicate, se magari non la sblocchi subito poi la gara può incanalarsi su certi binari, e attenzione comunque, perché la B non è come la A, dove magari la prima, la seconda, la terza in classifica battono agevolmente le ultime della classe. In B invece l'equilibrio si assottiglia e a volte insomma nascono partite come quella di ieri appunto a Mantova. Comunque ci saranno dei rientri importanti, soprattutto Beresischi, che ormai è ristabilito e quindi giocherà titolare. Da capire se in questa settimana Osti regalerà qualche colpo di mercato a Inzaghi. Ce ne sarebbe bisogno, perché comunque il Palermo, soprattutto nelle alternative dei titolari a centrocampo, è una squadra che ha qualche carenza. Grazie Marco, buon lavoro. Allora ci racconterai dell'avvicinamento alla sfida della prossima settimana, il prossimo turno con lo Spezia del Palermo. Grazie ancora. Grazie a voi, Marco buon pomeriggio. Gullà. Adesso ci fermiamo ancora e poi torniamo con Franco Cammarasana e con Petrolito. Allora ci rituffiamo nella Serie C, adesso parliamo di Trapani e di Siracusa. Sono arrivate due sconfitte e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Intanto comincerei da Trapani, anche se la situazione a Siracusa è un po' più, diciamo, rilassata, nonostante la sconfitta, è sempre fuori dalla zona play-out, ma là c'è la spada di Damocle di una penalizzazione in arrivo. Penalizzazione che invece è arrivata al Trapani, e potrebbero arrivare anche altri punti di penalizzazione, altre sanzioni per la squadra di Antonini. Come stanno le cose, Franco? Ne stanno alla luce, soprattutto alla luce anche del risultato della sconfitta di Latina, una sconfitta evitabilissima. Il Trapani, confermando quello che già aveva dimostrato contro il Casarano, ha giocato una buona partita, è andato sotto praticamente al primo tiro in porta sul calcio piazzato da parte di Parisi. Ha perso due giocatori importanti a centrocampo come Di Noia e Palmieri dopo appena 20 minuti di gioco. È riuscito a pareggiare poi con Salines, poi su calcio di rigore al 34esimo del primo tempo è andato sotto nuovamente. Nella ripresa ha avuto l'opportunità su calcio di rigore con Ficinal di riportarsi in parità, purtroppo Ficinal, che di solito è preciso, ma non era in giornata perché evidentemente ha calciato male il calcio di rigore, se l'è fatto respingere dal portiere. E poi sul fine della partita, ecco, questo è il gol che vedete di Salines, il gol del momentaneo pareggio del pari. Ha sbagliato un'altra buonissima occasione. In totale, se facciamo i conti di tiri in porta, 4 tiri in porta per il Trapani, 2 per il Latina. Questa ulteriore testimonianza, ripeto, che della buona partita del Trapani, come ha detto Fausto, ha rimarcato Aronica a fine partita. E per quanto riguarda Aronica, volevo fare una annotazione: tra i convocati figurava anche domenica Giovanni Aronica, che è figlio del tecnico del Trapani, che evidentemente è stato inglobato
nell'organico del Trapani, un organico che è in via di definizione in questo mese di gennaio. Vedremo poi cosa ci riserverà il mercato nei prossimi giorni. Per adesso il Trapani deve a questo punto guardarsi alle spalle. Non sappiamo quali sono gli esiti del ricorso fatto espedito nei confronti del Consiglio di Stato. La seduta è fissata per domani, riguarda i primi 8 punti di penalizzazione che ha avuto il Trapani per quanto riguarda il calcio. Aroni ha chiesto alla società di avere chiarezza per quanto riguarda il suo futuro, ha dato 2 giorni di riposo ai giocatori. Speriamo che in settimana arrivi qualche novità, adesso non sappiamo, mi sembra prematuro parlare di esiti del ricorso del Consiglio di Stato, assolutamente sì, nemmeno si conosce la sezione che esaminerà questo ricorso. E poi anche in prospettiva vediamo le intenzioni della società, si parla di una diligenza in atto per quanto riguarda la cessione del Trapani Calcio. Sono soltanto voci al momento. Di certo c'è che alcune settimane fa un emissario di un fondo estero è stato a Trapani per sondare un pochino la situazione del Trapani Calcio sotto l'aspetto organizzativo, strutturale ed economico. Chiaramente qualsiasi discorso di questo genere può essere fatto più in là, ma soltanto se il Trapani si tirerà fuori da quelli che sono le varie situazioni debitorie, quelle reali, quelle fittizie, quelle, ripeto, a cui ha fatto riferimento la Lega Calcio in occasione dei 2 deferimenti e delle 2 penalizzazioni. Ripeto, è un discorso da fare più in là. Allora, Vedremo nei prossimi giorni, sapremo qualche cosa. Aspettiamo di capire che cosa succede. Benissimo, grazie Franco. Esatto. Non parliamo di basket oggi, cerchiamo di capire che cosa succede poi veramente alla Shakhtar, se arriverà questo provvedimento di esclusione dal campionato. Si saprà più tardi, E allora aspettiamolo, ne parleremo nei nostri Per quanto riguarda la pallacanestro, ripeto, si saprà più tardi, perché mentre noi parliamo c'è in corso un incontro tra la Federazione e Lega di Serie A per prendere delle decisioni sulla situazione del Trapani. Stamattina, aggiungo, c'è un lungo comunicato dal Trapani Shark in merito alle penalizzazioni avute dalla società e dei ricorsi che si prospettano circa la situazione della pallacanestro a Trapani. Bene, grazie Franco, ci aggiornerai nei telegiornali. Allora adesso andiamo invece a Siracusa. Siamo un po' di fretta, siamo andati un po' lunghi oggi, ma la situazione a Siracusa non è serena. Insomma, non ci voleva questa sconfitta, ma non ci voleva neanche questa situazione societaria che rischia di fare impantanare la squadra azzurra. Sì, buon pomeriggio Angelo. Siracusa che interrompe la serie positiva durata quasi 1 mese e mezzo con la sconfitta di Misura arrivata ieri a Monopoli al termine di una prestazione sicuramente molto diversa rispetto a quelle più recenti. Non si è visto, come nelle ultime uscite, il chiaro intento di proporre il gioco da parte della squadra, che è sembrata voler maggiormente controllare, cosa che tra l'altro è riuscita a fare grazie anche alle parate di Farroni, ma che l'ha vista subire gol in un'occasione molto controversa nella quale con l'intervento dell'FVS è stato assegnato un calcio di punizione dal limite al Monopoli, da cui poi è scaturito il gol vittoria dei biancoverdi pugliesi. Preoccupare però, come dicevi, oltre alla penalizzazione che dovrebbe essere ufficializzata il 22 gennaio, è soprattutto il mercato e la situazione societaria, visto che dopo gli addii di Guadagni, di Alma, di Krastev e di Rasimba sarebbero in partenza anche Vittorio Parigini, destinazione San Benedettese per lui, così come l'attaccante Molina. E se non dovessero arrivare altri giocatori al posto loro, la squadra resterebbe con gli uomini contati in vista dei prossimi impegni. Ecco, comunque, che adesso tocca al DS Laneri, che già lavora nella speranza che in questi primi giorni delle settimane possano esserci delle novità anche in entrata, soprattutto a centrocampo e in attacco, che appaiono come reparti numericamente ma anche qualitativamente più sprovvisti, più sguarniti in virtù delle cessioni di cui abbiamo accennato. Nomi al momento non ce ne sono, ma di sicuro servirà qualcosa se non si vuol correre il rischio, così come del resto è successo nel secondo tempo della gara di Monopoli, che mister Turati non abbia la possibilità di adottare delle contromisure a gare in corso per far sì che la squadra possa comunque lottare
lottare, riprendere la corsa verso la salvezza che, lo ripetiamo, appare più che mai possibile, ma è indissolubilmente legata anche al mercato e ai nuovi innesti. La squadra adesso in classifica, lo ricordiamo, è di nuovo a ridosso della zona play-out, l'ho detto prima, tornerà al lavoro da domani con il terzino Matteo Zanini che appare quasi completamente recuperato e che domenica sarà a disposizione del tecnico in vista della gara con il Cerignola, partita che, se la squadra riuscisse, come sperano i tifosi, a tornare a giocare come sa, appare ampiamente alla portata degli azzurri. Bene, grazie anche a Marco Pedrolito da Siracusa, buon lavoro anche a te. E adesso noi ci fermiamo per Anteprima Corner, l'appuntamento 20:45, come sempre su Telecolor, corner tutto dedicato al Catania. Grazie per averci seguito, auguro a tutti voi una buona giornata.